Ben ritornati, buona giornata a tutti quanti voi. Allora, il mercato del lavoro è in grande fermento, in grande riforma, vedremo anche gli esiti, già ci sono in parte, ma dall'altra parte, perché il mercato del lavoro funzioni, bisogna che si creino nuove opportunità di business, nuove opportunità di crescita per le aziende del territorio e per le aziende che il governo vuole che entrino comunque nel nostro territorio per creare naturalmente uno sviluppo, un'economia che possa far ricrescere la nostra realtà. Come fare? Quali possono essere le strategie innovative oppure vecchie strategie rivisitate? Cosa devono fare le piccole e medie realtà aziendali o le grandi company presenti per poter rilanciare e trovare queste nuove occasioni? Ci sono dei precisi metodi, delle metodiche, dei protocolli che sono stati anche codificati. Sembrano però nel brevissimo periodo anche essere superati e quindi parliamo di comunicazione innovativa, non solo di social network come si è fatto in passato, ma di qualcos'altro. Comunicazione integrata, lo facciamo naturalmente supportati da esperti, non potremo fare diversamente. Vi presento, già conoscete, ben ritornato con noi in studio Raffaele Zanon, presidente di Veneto Sviluppo, grazie di essere qui con noi. Veneto Innovazione, facciamo aumento di sviluppo delle aziende, Veneto Innovazione, grazie di essere con noi Presidente, che ci farà capire in che modo un ente comunque legato alla regione può dare dei suggerimenti e accompagnare le aziende. Questo è un ruolo molto importante e lo sottolineiamo perché poi ci sono arrivati tanti messaggi anche la volta scorsa di piccoli imprenditori che non avevano capito la metodica di approccio, quindi questo è un ruolo importante. È ben arrivato, ci fa veramente piacere, un giovane imprenditore in crescita, una realtà in crescita emergente che comunque ha una storia perché oltre 10 anni più o meno, quindi per la realtà nel settore è molto importante, che è Lorenzo Gottin, che è amministratore delegato della Develon. Esatto. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Buongiorno. E grazie per il giovane. Di fatto è così. Allora, prima di incominciare io vorrei che in 2 parole spiegasse che cos'è Develon, perché mi sembra doveroso nei confronti di chi ci ascolta per capire così meglio di cosa stiamo parlando. Allora, Develon è una digital company. Una digital company significa operare nella digital communication. È un concetto che si è evoluto negli ultimi anni come proposta d'offerta, quindi usciamo dal classico sito internet. Il sito internet oggi diventa elemento centrale all'interno del quale dobbiamo far atterrare tutti quelli che sono gli strumenti multicanale, quindi vuol dire oggi parlare del mondo del mobile, del mondo del tablet, tutto quello che è la comunicazione interattiva sui punti vendita, tutto quello che è il mondo dei social network, oggi quasi padrone e trascinatore di tutti questi strumenti multicanale e non da meno il mondo dell'e-commerce. Quindi aggreghiamo una soluzione nel mondo della multicanalità in offerta appunto alle aziende, definendo una strategia che comprenda in modo generale, in modo abbastanza orizzontale quella che è la proposizione del brand e del prodotto, per poi atterrare in un sito internet dove sul sito internet viene fidelizzato il cliente, il consumatore, o se parliamo di business to business, quindi quello che può essere la forza vendita, per aumentare il valore del brand e controllare, e questo è un altro aspetto molto importante dello strumento della digital communication, la possibilità di controllare il risultato della nostra azione di comunicazione. Allora, una comunicazione che si fa un po' più complessa rispetto a quelli che erano gli schemi conosciuti fino ad ora e già di difficile recepimento per l'imprenditoria nordestina, questo lo dobbiamo dire, vero Raffaele Zanon? Un po' restia a questi approcci innovativi. Direi che qualche ritardo nel nord-est si registra ancora, anche guardando qualche sito di qualche magari nota azienda che un po' fosse rimasta indietro. E questa è un po' però ricalca quella che è la nascita e lo sviluppo di queste aziende che sono cresciute, sono state anche il fiore all'occhiello della nostra realtà. È necessario uno sviluppo in questo versante, secondo lei, per superare questo impasse? È sicuramente necessario, tant'è che proprio in questo periodo anche come evento di innovazione stiamo seguendo e assistendo proprio il governo regionale per lo sviluppo di quelle reti innovative di impresa che in teoria dovrebbero sostituire i vecchi distretti, la vecchia modalità di aggregazione delle aziende che ha reso il Veneto famoso nel mondo per la capacità di aggregare
anche aziende medio-piccole, quindi c'è un mutamento che avviene nel territorio, è un mutamento che richiede anche innovazione nelle politiche destinate all'impresa, ed è per questo che noi, sedendo nel tavolo per la crescita e lo sviluppo della Regione Veneto voluto dal Presidente Zaia, stiamo operando proprio per portare quella novità di cui c'è bisogno, di cui molte aziende sentono sicuramente necessità, ma che è la premessa indispensabile per sfidare i mercati che sono ovviamente non solo nazionali ma soprattutto il mercato globale, quindi fare innovazione perché le nostre imprese possano essere competitive e avere capacità e autorevolezza anche nel comunicare, come è stato detto prima. Ecco, l'innovazione potrebbe essere l'arma vincente, lo è stato detto anche più volte proprio in questi giorni nei vari tavoli della politica dove si cerca di prendere delle decisioni. Io direi di partire da quello che è il settore meno innovativo in assoluto, anche se abbiamo avuto un ministro che ha cercato di spingere, anche degli assessori in questo senso, ovvero la pubblica amministrazione. Sono il settore più solido in assoluto per il momento, per quel che riguarda almeno determinati presupposti e pilastri, però non è assolutamente innovativo e le imprese, ben lo sa lei assessore, si scontrano con la pubblica amministrazione, lenta, farraginosa, con procedure ancora obsolete. Voi in questo senso riuscite a ravvedere la possibilità di ingresso di sistemi un po' più rapidi? Perché poi il decreto Salva Italia ha fatto una riforma anche al riguardo, insomma c'era la giornata in cui si doveva vedere questa grande apertura, no? Il progetto che potremmo sintetizzare con la parola agenda digitale sicuramente dovrebbe sconvolgere il sistema della pubblica amministrazione in termini di informatizzazione. Noi come Devon abbiamo fatto un progetto molto interessante con la Regione Veneto che ha permesso la gestione di tutto il flusso per gli immigrati che arrivano in Italia. È stato un progetto promosso appunto dalla Regione, l'abbiamo declinato sulla Prefettura di Vicenza e abbiamo aggregato la Prefettura con i 120 comuni della provincia di Vicenza, quindi le ASL e tutta la parte questura. L'immigrato che arriva in Italia quindi si rivolge in questura, in prefettura, non più presentandosi fuori dalla prefettura con lunghe code ma con un appuntamento, questo fatto appunto attraverso l'informatizzazione, si registra su un sito internet, arriva un SMS sul cellulare, gli extracomunitari hanno tutti una casella mail e tutti un cellulare. Nel momento in cui si presenta in prefettura tutto il protocollo per la gestione, quindi l'iscrizione all'anagrafe, l'iscrizione all'ASL e quant'altro viene protocollato all'interno di una piattaforma informatica. La pubblica amministrazione deve gestire questo tipo di informazione attraverso degli sistemi digitali, deve necessariamente. Uno perché ne fa da padrona, come diceva dottor Zanon, se la pubblica amministrazione fa un passo in avanti anche le PMI tendono a seguire quello che è l'esempio della pubblica amministrazione. È chiaro che le PMI, soprattutto in un tessuto veneto abbastanza frammentato, e qui sicuramente merita una grande attenzione il concetto della rete d'impresa aggregata con la informatizzazione, che evolve, velocizza, perché oggi non possiamo fare rete d'impresa con dei tempi ancora protocollati con la carta. È certo che se la pubblica amministrazione ci fa da apripista, le piccole e medie imprese possono seguire il modello della pubblica amministrazione. Assolutamente. Ecco, a questo riguardo, nel caso concreto di Specie, che è molto interessante, lei è stato assessore flussi migratori, un'esperienza passata, quindi era dentro alle dinamiche regionali, anche se in tempi passati comunque più o meno quelle sono, adesso ci sono flussi maggiori o quant'altro. C'è un ritorno di utilità? Sicuramente l'avvento del digitale e dei nuovi strumenti di comunicazione permette un rapporto con la pubblica amministrazione più può agevolare quindi il lavoro, veloce ma anche più trasparente per certi versi. Ecco, questo che volevo perché farti in molti arrivare. casi sappiamo che alcune pratiche si arenavano in qualche ufficio, rimanevano in qualche cassetto e creavano vere e proprie ingiustizie, anzi diventavano quelle pratiche che si bloccavano, magari per un permesso di soggiorno, diventavano la scusa per qualcuno di cadere nelle mani della criminalità, quindi garantivano anche quelle garanzie di legalità e di sicurezza di cui continua ad avere bisogno il nostro territorio. Infatti alla luce anche dei casi avvenuti di corruzione, dei giudici, dei 16 giudici tributaristi. Questo avviene proprio per quanto riguarda anche l'amministrazione pubblica. Vento Innovazione è l'agenzia in house della Regione Veneto che gestisce con una piattaforma informatica
la gran parte dei bandi proprio destinati per l'innovazione e la ricerca alle piccole e medie imprese. E noi con questa piattaforma informatica, che è diventata un nostro core business, gestiamo rispetto a qualche anno fa i bandi per la regione per centinaia e centinaia di candidature in tempi certamente ridotti e con una trasparenza che era impensabile fino a qualche anno fa, con garanzie che consentono anche di garantire addirittura alla stessa regione rispetto a determinati ricorsi, perché le valutazioni vengono fatte con rigore e con maggiore autorevolezza. Ecco, tutti questi processi fanno parte di quell'innovazione di cui si parlava, che permette ovviamente di accelerare i tempi, di anche dare credibilità alla pubblica amministrazione, che spesso dava i contributi quando magari l'azienda non ne ha più bisogno perché aveva già provveduto al fai da te. Anche questo è un aspetto che credo debba essere considerato. Credibilità, questo è un altro aspetto importante. Molto. È strategico a questo punto. Sì. È vitale la credibilità, perché da un lato la rete dà la velocità, un maggior controllo e una serie di parametri importantissimi, dall'altro però si è inflazionata, gioco forza, perché è accessibile a tutti e a chiunque e manca l'elemento della credibilità. Tanto è vero che i media televisivi nazionali stanno riciclando vecchi personaggi, vecchi pezzi di format che erano credibili e che richiamavano a un claim conosciuto, no? Che quindi può creare questa fiducia, perché c'è bisogno di fiducia in questo momento, di solidità che ci viene a mancare da tutte le parti, ci manca praticamente la terraferma sotto i piedi. È un aspetto psicologico, però voi che giocate con la comunicazione dovete tener conto di questo. Sicuramente sì, la credibilità per un'azienda ovviamente viene fatto da una strategia di comunicazione. L'aspetto della credibilità oggi però è determinato moltissimo dal consumatore, e questo attraverso i social network. Oggi i social network sono in grado di elevare in tempi rapidissimi la credibilità di un brand o di un prodotto. Attenzione, ma in balia di questi social network. È vero, siamo in balia dei social network, ma attenzione, non è un fenomeno, era un fenomeno di moda, oggi è diventato un fenomeno di business. Bisogna che le aziende imparino a gestire il social network, non essere presenti tanto per essere presenti, quindi una presenza quasi, non dico inutile, ma senza un obiettivo, una strategia. Si è in grado di gestire, come dicevo, il lancio di un prodotto, quindi acquisire una credibilità, il rilancio di un prodotto attraverso le persone che sono i testimoni, i portavoce, i passaparola. Non è cambiato nulla rispetto al passato. È la piattaforma è cambiata, chiamiamola piattaforma. È cambiata la piattaforma, ecco, la forma. esatto. Una volta si faceva un commento al bar del prodotto che funzionava o non funzionava, e il cerchio ristretto del bar diventava la piazza di condivisione di quella che è l'opinione di un prodotto. La piazza era semplicemente più stretta, più piccola, il tempo era più lento nel passaggio di queste informazioni. Oggi, come si diceva prima, abbiamo potenziato, velocizzato questo, e questo è un plus. È un plus per le aziende, perché vuol dire che in tempi molto rapidi siamo in grado di rilanciare un prodotto, di riqualificare un brand. Nel bene e nel male, attenzione, anche nel male, perché se un'azienda commette un errore o, come può capitare, ovviamente la rete immediatamente interviene, come gli usufruttori della rete, a postare, come si dice nel gergo tecnico, un commento. Bisogna essere presenti e gestirlo. E questo bravissimo, la gestione. La gestione. Non mettiamoci nei social network perché ci improvvisiamo e dire siamo diventati dei blogger, siamo diventati dei bravi web marketer che siamo in grado di gestire quello che è la parte di informazione. No, ci vogliono delle persone specializzate, ci vogliono delle persone che hanno delle competenze nella gestione. Ovviamente il know-how aziendale deve essere trasportato su questi canali e gestito e trasferito con un'ottica di obiettivo, ovviamente. E questa è l'innovazione, Presidente. È una nuova È d'accordo su questi presupposti? Lei che ha a che fare con imprese del territorio, non nuovissime, insomma, dove gli imprenditori, perché io mi rifaccio anche dei messaggi che c'erano arrivati la volta scorsa, dove c'è l'artigiano, piccolo imprenditore che ha 60 e passa anni, che porta avanti l'azienda con grandi difficoltà, che cerca di capire questi meccanismi, però comunque delegare non se la sente a questi nuovi... Ci sono sicuramente dei fattori di innovazione che passano sicuramente attraverso la comunicazione, attraverso gli assetti
che l'azienda deve avere se vuole rapportarsi internazionalmente, quindi avere una visione di mercato globale, se i prodotti ovviamente sono destinati in particolare al mercato globale. Deve avere anche, a mio avviso, la capacità, ecco, di rapportarsi, di aver ben chiare quali sono tutte le risorse, che possono essere quelle pubbliche, quelle private, quelle anche delle agevolazioni finanziarie, che consentano all'azienda di invertire una tendenza che c'è nel nord-est, cioè quella del fai da te. Cioè, fino a qualche anno fa gli imprenditori sicuramente avevano lavorato nel loro orto e spesso le loro fortune erano proprio maturate grazie alla loro grande capacità. Io credo che in questo momento non basti, anche perché adesso c'è un cambio generazionale, ci sono nuove esigenze proprio all'interno delle organizzazioni, quindi questo è un lavoro che si deve fare, e proprio noi abbiamo indicato anche nel tavolo per lo sviluppo e la crescita del Veneto proprio tutta una serie di indicazioni che io mi auguro vengano poi recepite con nuove linee di finanziamento che consentono, ecco, la creazione di questa di qualche novità, che non siano i soliti bandi, ma che siano bandi e attività mirate, finanziamenti mirati proprio alla crescita, che direi anche ha un sapore culturale, ecco, per la nostra regione. Non è solo un fattore legato, diciamo, all'ottenimento di benefici. Credo che sia anche un aspetto culturale che deve essere introdotto se il Veneto vuole continuare a mantenere la leadership in tanti settori. E noi abbiamo anche indicato i settori, ma casomai poi li elenchiamo. Tra i settori sicuramente quello dell'information technology, della banda larga, della informatizzazione, diciamo dell'introduzione dei sistemi carte zero, cioè carta zero, è uno dei settori in cui il Veneto può competere, può aggredire mercati. Ecco, invece di essere aggrediti magari da altri mercati, noi potremo essere invece esportatori ed essere attori in mercati innovativi all'estero. Ecco, questo ancora forse non abbiamo ancora la coscienza, ma ecco, il ruolo di agenzie come la mia è proprio quello di creare lo stimolo, accompagnare le imprese anche per lo scambio tecnologico. Quindi ci sono sicuramente delle prospettive, bisogna trovare motivazioni e anche chiedere ovviamente alle istituzioni di fare la loro parte, perché queste imprese non siano, ripeto, da sole in una sfida che certamente è impegnativa e comporta anche l'unione dell'intelligenza. Questa è un altro aspetto, è l'età dell'intelligenza, siamo nell'età dell'intelligenza, forse qualcuno non se n'è accorto, e ci sono sempre i richiami al ritorno della manifattura. Sicuramente abbiamo bisogno anche di ritornare alla manifattura, ma ripeto, mettere assieme l'intelligenza può essere l'elemento vincente per la nostra realtà. Allora, voglio passare la parola, un attimo solo, tenga a mente quanto da dire perché vedo che è importante, però abbiamo la pubblicità, pochissimi secondi di intervallo pubblicitario, poi ritorniamo insieme, seguite perché poi parliamo anche di finanziamenti e di banche. So che è un argomento delicatissimo, però interessa molte persone, tra poco. Allora, riprendiamo il discorso. Che cosa deve aggiungere a quanto diceva Raffaele Zanon? È molto importante quello che dice il dottor Zanon, che è supportare l'artigiano, comunque la PMI, in questi processi, perché il valore aggiunto, il prodotto, parliamo in questo caso del Veneto, è un prodotto che ha una forza. Supportarli in queste nuove tecnologie, che magari non sono così conosciute, così comuni e spaventano, aiutiamo il tessuto imprenditoriale veneto a uscire dal Veneto, a internazionalizzarci. Oggi un consumatore, prima di fare un acquisto, che lo faccia offline, quindi nel classico negozio, nel classico centro commerciale, o lo faccia online, prima di fare un acquisto va sulla rete a vedere qual è l'opinione dell'amico o di altre persone che hanno fatto un certo tipo di acquisti. Parliamo di servizi, quindi dall'hotel al servizio viaggio e quant'altro, anche sul prodotto. Quindi immaginiamo il piccolo artigiano che oggi ha una capacità produttiva piccola, che però trova una reputazione, un consenso positivo dai consumatori mondiali, ha una capacità di esportare il prodotto. Allora, delle strutture come Veneto Innovazione danno una grande forza
lo affiancano sullo sviluppo della tecnologia, non devono necessariamente i piccoli imprenditori capirne di tecnologia, ci sono strutture. Ecco, questa è una cosa importantissima, perché se altrimenti abbiamo imprenditori che si spaventano, è normale, cioè non alzano le mani, già tutto è complesso, aggiungiamo complessità. Non devono capirlo. Ecco, non è necessario capirci. Non è necessario, ci sono strutture come Veneto Innovazione che sono in grado di supportare, strutture come Develo o altre strutture sul territorio che sono in grado di svilupparle e affiancarle. Oggi un nostro primo obiettivo è quello di nascondere la tecnologia. Noi dobbiamo capire e percepire l'obiettivo dell'azienda e tradurlo in un piano strategico di comunicazione attraverso gli strumenti di tecnologia, ma non necessariamente l'imprenditore. Ma la gestione poi, perché l'imprenditore vuole sapere, vuole riuscire a gestire, quello è il discorso. Oggi la gestione è una gestione della comunicazione, cioè di cosa devo dire. Quindi è un conoscere il proprio prodotto. Ovviamente l'imprenditore conosce il proprio prodotto. Quello che deve fare è trasferire la propria conoscenza attraverso questi canali, che sono attraverso normali format nei quali posso andare a scrivere quello che è il mio prodotto, tenere aggiornata una scheda tecnica, una scheda commerciale, un'immagine. Questa è innovazione per loro, attraverso degli strumenti tecnici, che però non devono essere, non devi essere un ingegnere. Quindi forse maggiore apertura, elasticità, apertura di vedute, certo, quindi non limitarsi a quello che conosco è quello vero, ma aprirsi ulteriormente. Assolutamente, quindi... e qui Veneto Innovazione ha questa forza di supportarli e guardare a quello che è un mondo internazionale. Presidente, parlava di finanziamenti, dopo vogliamo anche capire qualche cosa in più. Giustamente chi ci ascolta dice sì, quanti scale? Questa è la classica domanda, quanto mi costa? Me lo chiedono sempre, ancora prima di iniziare me lo chiedono subito. Arriviamo al dunque, dopo sentiamo anche i finanziamenti, perché quelle sono le domande che poi ci sono arrivate. Oggi dovrebbe essere, in questi giorni dovrebbe essere approvato anche il bilancio regionale, quindi cominciamo ad avere anche, si apriranno i bandi. Io ieri avevo gli assessori regionali, consiglieri che erano nervosi, molto preoccupati, ecco, per cui non so quanto, vabbè, staremo a vedere, speriamo bene, perché... Quanto costa? Anche qui negli ultimi 3 anni abbiamo assistito a un radicale cambiamento nel costo della tecnologia. Come prima cosa perché grandi player da Google, Facebook, eBay si stanno presentando con delle soluzioni anche per le PMI. eBay tutti lo conosciamo come il grande marketplace per lo scambio, quindi la vendita tra privati. Oggi eBay offre delle soluzioni per le aziende. Questo è un vantaggio grandissimo, perché vuol dire che un'azienda non si deve strutturare con una soluzione di e-commerce complessa, ma può testare il mondo dell'e-commerce, anche qui in una visione internazionale, attraverso dei lanci promozionali e quindi attraverso una piattaforma così strutturata. eBay, ricordiamo, ha circa un'undicina d'anni presenza sul mercato ed è il più grande marketplace nel mondo dell'e-commerce. Quindi ha la possibilità di mettere in contatto la PMI con un mondo veramente enorme e poter testare e vedere qual è la soluzione per portare un'azienda a fare e-commerce. Ci sono poi delle altre soluzioni. Develo per esempio ha una società dedicata al mondo dell'e-commerce in modalità full service, quindi anche in questo caso eludiamo, nascondiamo la tecnologia, andiamo ad acquisire quello che è il magazzino di un'azienda dallo scatto fotografico fino alla consegna a casa, quindi tutta la filiera che c'è nella costruzione di una piattaforma di e-commerce è quella di dire: ti prendiamo lo scatto fotografico, te lo pubblichiamo online, ci aggiungiamo la scheda tecnica, la scheda marketing, ci attacchiamo tutti gli strumenti di social media marketing, quindi di promozione. Nessun negozio, anche fisico, se non è promosso, pubblicizzato, non venderà, non avrà clienti, così nell'online è uguale. Abbiamo fatto un accordo con tutti i gateway di pagamento, quindi Banca Sella, PayPal, i circuiti delle varie carte di credito. A cui ci siamo agganciati a tutto il mondo degli spedizionieri, quindi per l'Italia e per l'estero. Questa soluzione è una filiera che funziona, abbiamo già a portfolio dei brand molto importanti, è un'opportunità per la PMI che non ha una capacità di supportare un investimento importante, si appoggia a noi lavoriamo in una revenue share, quindi tu azienda vendi, noi guadagniamo sul tuo venduto e ovviamente è nel nostro interesse una percentuale. È nel nostro interesse è quello di dire promuoviamo il tuo prodotto per venderlo. Più quindi riesce a vendere, più l'imprenditore è contento e più ovviamente l'azienda come Develo di servizi è in grado di ritrovare anche un ritorno dell'investimento. La cosa
veramente importante, e questo è un forte cambiamento radicale secondo me nel mondo della digital communication, dell'online in generale, è la capacità di fare oggi analisi. Fino al 2003-2004 si era presenti online ma non si riusciva a capire quale fosse il ritorno, il ROI di un investimento. Oggi si è in grado con degli strumenti da Analytics o molte altre forme capire se io sto facendo un investimento e mi dà un ritorno atteso, e in tempo reale poter fare anche delle correzioni delle strategie. Assolutamente. Questo è un altro supporto. Anche qui, sempre una struttura come Veneto Innovazione, una struttura come Devono, siamo in grado di supportare le PMI, che ovviamente non devono necessariamente capire gli strumenti di analisi. Presentiamo un cruscotto di analisi a fine settimana, a fine mese, a seconda di quello che è il volume del business, e spiegare quelle che sono le strategie correttive. Certo, quindi... Se posso, mi è concesso fare un esempio, lavoriamo per una compagnia aerea, è stato molto simpatico vedere come localizzare in una pagina web un'offerta, e qui attraverso delle mappe di calore, cioè proprio si va a vedere dove l'utente naviga e quindi crea delle mappe colorate, quindi la parte verde è la meno vista, la gialla è più vista, arancione è vista, fino al rosso che è la parte più cliccata. Strategicamente spostando quella che è l'offerta in una zona della pagina web differente, può incrementare la vendita. Queste sono strategie che si decidono in 5 minuti. Assolutamente, però bisogna saperlo fare, esatto. Bisogna saperlo fare. Noi siamo in grado di supportare le aziende in questa scelta. Assolutamente. Una domanda anche politica, Presidente, tranquillo. Allora, in quest'ottica generale che si sta andando a configurare sempre più, in cui comunque le manovre del governo sono volte verso i grandi capitali, la tutela di grandi capitali, grandi compagnie, grandi società, l'entrata all'estero, adesso avremo il Presidente del Consiglio che andrà all'estero bypassando problemi di una certa urgenza pur di aprire a nuovi mercati l'Italia, renderla appetibile allo straniero, eccetera. Sono previste agevolazioni per queste realtà che vogliono in realtà il contrario, aprirsi loro a nuove prospettive, continuare a crescere, credere in se stesse, eccetera, più che non farsi fagocitare da uno straniero che porta un suo know-how, una propria tecnologia, una propria modalità, e che magari può anche snobbare questo tipo di situazioni molto importanti. C'è una politica in questo senso, perché si sta ravvedendo tutto il contrario di quello che finora si auspicava. Anche la boutade del federalismo che è stato cancellato, eccetera, ci fa capire in questo senso? Ma direi che ancora noi siamo nella fase in cui si è data giustamente una priorità nell'agenda politica che riguarda il lavoro, che credo sia l'aspetto sul quale un po' tutti gli attori sociali e politici devono riflettere, quindi in queste ore, in questi giorni credo che sia stato posto giustamente l'attenzione a questo aspetto, ma se non c'è lo sviluppo di impresa, l'innovazione di impresa, io ho l'impressione che questa priorità rischi di venire meno per tante persone che tanti non abbiano prospettiva. Devo dire che la famosa fase B, la famosa fase 2 annunciata dopo le lacrime e sangue annunciate, soprattutto la tassazione che ha raggiunto livelli impensabili per un'azienda, tarda ad arrivare, tant'è che regioni per esempio come il Veneto si stanno attrezzando, e già nel bilancio io intravedo segnali positivi. Già solo per la ricerca e l'innovazione nel bilancio regionale che dovrebbe essere varato nelle prossime ore si parla di più di 40 milioni destinati alle imprese, alle piccole e medie imprese, per accelerare i percorsi di innovazione, per consentire alle imprese di rapportarsi col mondo della ricerca, per favorire lo scambio tecnologico. E quindi sono notizie che dimostrano come spesso il territorio, quindi il sistema delle autonomie, di fatto sostituisce lo Stato, auspicando che poi lo Stato faccia la sua parte, perché tra l'altro all'interno della nostra agenzia noi abbiamo dei funzionari di Invitalia, che è l'agenzia del Ministero dello Sviluppo Economico che si occupa proprio di attrazione di investimenti, e abbiamo sviluppato con i funzionari che sono all'interno della nostra agenzia anche dell'ottimo lavoro. Ho l'impressione che in questo momento si sia fermata l'attenzione che potrebbero avere anche grossi gruppi multinazionali nel nostro territorio. Cioè abbiamo assistito a gruppi giapponesi che sono venuti qui su idee venete e hanno investito ad esempio nel Veneto orientale. Questo volevo dire. Questo è il compito che facciamo come agenzia.
però ho l'impressione che ci sia una frenata perché la tassazione e l'elevato livello di burocrazia ed intoppi porta molti a ritirarsi da una zona che continua a rimanere strategica anche logisticamente nello scenario mondiale. Ecco, su questo credo noi stiamo ponendo le riflessioni, ovviamente lo facciamo con gli interlocutori che abbiamo al Ministero dello Sviluppo Economico e ovviamente nel rapporto consolidato che abbiamo col governo regionale. Sì, ci sono degli aspetti molto importanti, dalla riforma del lavoro a quello che è il sostentamento negli investimenti e nei finanziamenti per le imprese. Questo è un aspetto che associazioni e strutture come la vostra devono necessariamente dare un aiuto alle aziende, non solo sulla PMI ma anche strutture come Develop, come in generale le società di servizi, per velocizzare e raggiungere un target almeno europeo. Siamo fortemente indietro sull'utilizzo di questo tipo di tecnologie. Ma io faccio un esempio calzante, perché poi sennò anche tutto quello che stiamo dicendo non viene magari capito da chi ci segue, chi ci ascolta. Ad esempio sul marketing e sul design, credo che il Veneto abbia eccellenze, grandi capacità, e attraverso l'innovazione in questo settore, la ricerca, lo sviluppo, cioè quindi gli incentivi in questo settore, noi abbiamo avuto esempi pratici in cui il produttore di bicchierini di plastica, solo per aver cambiato il colore del bicchierino, ha conquistato mercati su scenari impensabili, solo con modifiche semplicissime legate al design. O nel settore del vino, cioè, attraverso una diversa etichettatura, una diversa presentazione della bottiglia, i nostri vini, che comunque sono già di qualità, hanno superato la gara con i francesi in alcuni stati. Ecco, queste riflessioni vanno poste e credo che progettare, sviluppare progetti magari di rete con le imprese su questo fronte sia la strada giusta, quindi anche far sì che non ci siano i soliti privilegiati nei finanziamenti, ma si privilegi quel reticolo di imprese che assieme possono veramente fare molto e anche fungere da guida, da modello in settori che continuano a essere strategici. Infatti questo è assolutamente importante. Poi un'altra cosa importante comunque per fare qualsiasi tipo di investimento è avere il finanziamento delle banche. Quanto? Questa è la domanda rivolta ad entrambi. Tutti e due scuotiamo la testa in una situazione. Quanto è importante che un'azienda si presenti in un certo modo, che abbia quindi dato un'apertura anche verso certi versanti per aver credibilità, quindi non solo verso la clientela ma anche verso gli istituti di credito, perché altrimenti la risposta la sappiamo. Questa è un po' una domanda che voglio porre a entrambi. Credo che la base principe è avere un prodotto innovativo, come diceva il dottor Zanon. È chiaro che a fianco del prodotto innovativo ci vuole un piano di comunicazione. Oggi le banche sono molto attente nella comprensione di quello che è un piano industriale, quindi certo hai innovato il tuo prodotto, quindi la tua capacità produttiva, è come oggi questo tuo prodotto sei in grado di esportarlo al di fuori di un territorio piccolo, di un territorio nazionale, di un territorio nazionale. È una cosa che anche qui è un po' un elemento, una carenza nella nostra imprenditoria, che è quella di saper strutturare un piano di comunicazione offline, online, che possa dare credibilità al progetto di espansione. Ancora una volta credo che strutture come Veneto Innovazione possono essere la soluzione di poter supportare queste aziende nella definizione di un piano industriale. Non è facile oggi, già in una situazione di forte crisi anche per le banche, dare credibilità a fronte di, immaginiamo quante aziende provino a trovare un finanziamento attraverso le banche. Sono fortemente convinto che se le banche oggi vedono un'innovazione declinata in un determinato modo, non c'è così un elemento restio a tirare indietro il sostentamento economico per l'azienda. Ecco, infatti progetti innovativi, comunicazione, quindi esporsi in prima persona, questo è importante, no? Dovrebbe essere importante per gli istituti di credito. Cosa dice? Ma ecco, anche su questo fronte credo che sia una nota dolente, perché il credito che è stato dato dalla BCE alle banche italiane
non sembra sortire effetti benefici nel territorio, cioè c'è molto irrigidimento, e devo dire che l'accesso al credito non solo per le famiglie ma anche per le aziende, non parliamo di aziende improvvisate ma anche strutturate, continua a essere un nodo dolente. Veneto Innovazione lavora, voi non potete Veneto Innovazione lavora e sta tessendo rapporti con istituti di credito, non voglio fare pubblicità, che stanno investendo proprio nel settore dell'innovazione. Noi saremo anche, cercheremo di essere coloro, lo stiamo già facendo, che possono valutare dal punto di vista tecnico alcuni progetti presentati dalle aziende per far capire che un piano industriale deve avere delle valutazioni che non siano solo legate a fattori meramente economici, su cui sono bravissimi sicuramente i nostri banchieri, ma altra cosa invece è capire che su un'idea, un progetto, c'è la possibilità reale di creare, di dare degli stimoli importanti. E ovviamente noi lavoriamo anche con la nostra agenzia sorella, che è Veneto Sviluppo, che è la finanziaria regionale, che ha tutta una serie di fondi di rotazione che permettono alle aziende di avere un accesso agevolato a fondi e con tassi che non ci sono sul mercato. Questo è importante sottolinearlo. Su questo io credo che qualche deficit di informazione c'è, noi stiamo privilegiando in questa fase come agenzia proprio il contatto nel territorio. Non stiamo facendo sportello passivo, ma andiamo a incontrare le realtà aziendali nelle zone artigianali, nelle zone industriali della nostra regione, e stiamo cercando di offrire il ventaglio di opportunità sia per quanto riguarda le agevolazioni finanziarie sia per quanto riguarda ovviamente le misure che la regione sta approntando proprio a sostegno dell'imprenditoria. Se posso aggiungere una cosa. Una battuta, perché poi siamo in pubblicità. Una battuta veloce. Sì. Oggi è anche molto difficile per le banche capire il processo di innovazione. E qui, infatti. e qui delle persone che hanno delle competenze sono magari in grado di tradurre. Perché una valutazione tecnica e scientifica è dirimente rispetto a anche il più bel brevetto, ma che se esiste dall'altra parte del mondo non è più così un'idea così originale come magari l'imprenditore sostiene. Ecco perché per esempio noi, che facciamo parte di un network europeo per lo scambio tecnologico della Commissione europea, possiamo realmente assistere l'azienda dall'idea alla progettazione, al brevetto, alla commercializzazione, cioè al modo con cui arrivare, diciamo, alla realizzazione del prodotto e poi alla sua... Le banche ragionano solo col conto economico, purtroppo. Lo sappiamo, purtroppo. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, un po' la domanda è questa, ma le aziende si fidano? Poi, perché effettivamente a questo punto è dare tutto se stesso a chi se ne può occupare. Noi però ovviamente, facendo parte di un network europeo della Commissione europea, siamo soggetti non solo a controlli ma anche a dare garanzia all'azienda che l'idea, il brevetto, il progetto rimanga tale con tutti gli elementi di sicurezza che può garantire un ente, ripeto, a partecipazione pubblica, che non è un ente che crea, cioè che ricerca il profitto. Quindi in questo senso le aziende si possono rivolgere tranquillamente a un'agenzia come Veneto Innovazione. È chiaro che bisogna anche in questo caso che l'azienda si rivolga ai soggetti giusti, perché il rischio è proprio che ci sia o il furto dell'idea o si percorra si facciano investimenti su un'idea che magari è stata già realizzata in un'altra parte del mondo e non si ha conoscenza di questo. È accaduto e questo accade. Oppure capita banalmente che un produttore, a me è capitata una cosa, io sono un amante degli animali e sono possessore di esemplari di cani che non solo per i quali nutro affezione, ma sono una passione, e un produttore di mangimi per animali aveva cominciato a sviluppare ricerca per quanto riguarda le intolleranze alimentari che esistono anche sugli animali, i gatti, e quindi aveva sviluppato una ricerca. Rivolgendosi a Veneto Innovazione ha incrociato questa ricerca con un
realtà americana che ha realizzato test proprio legati alle intolleranze, prima per l'uomo, ma poi ovviamente l'ha adattato agli animali, e quindi assieme hanno prodotto un test unico che sarà diffuso ovviamente non solo nelle cliniche veterinarie, ma anche diventerà di utilizzo comune, proprio legato alle intolleranze dei nostri amici a quattro zampe. Ecco. Una cosa banalissima che però ha aperto una nuova frontiera, un nuovo mercato, e chiaramente ha permesso a questo produttore di mangimi per animali di aprire immediatamente degli spazi commerciali che erano impensabili e che erano ridotti magari a, diciamo, a una realtà certamente limitata dal punto di vista territoriale. Ecco, questo è lo scambio tecnologico, infatti, che noi riusciamo a fare con estrema garanzia per chi si è rivolto a noi, e in questo caso il riconoscimento più bello è dire grazie a Veneto Innovazione, grazie a un ente che ha una partecipazione pubblica, siamo riusciti a fare una cosa che da soli non saremmo riusciti a realizzare. Da questo esempio concreto, frase successiva, c'è stata questa possibilità, si è creata questa occasione, apertura. Interveniamo noi. Esatto, io ti ho detto, come diciamo l'esempio. Il test può essere tutti gli amici degli animali, ci saranno sicuramente tanti di quei siti dedicati. Cioè, che cosa conviene fare? Abbiamo preso un esempio concreto che però secondo me aiuta molto a capire. Cosa succede poi? Cosa dovrebbe succedere? È molto semplice, accade in questo momento. Io sono altrettanto un appassionato di animali, ho anch'io un cane al quale dedico una buona parte della giornata. Esatto, buona parte della giornata. Come nasce uno scambio in questo momento nel mondo reale, così nasce nel mondo digitale. Cioè, se io porto questo risultato e dimostro la valenza di questo prodotto, supportato magari dall'avallo di Veneto Innovazione, c'è una parte di essere... Veneto Innovazione che quindi dà quella parte di garanzia, ecco la credibilità, torniamo al concetto di prima. Ma se questo concetto viene declinato e portato nei blog specifici sul mondo a quattro zampe, viene portato e spiegato come utilizzare questo tipo di prodotto, quali sono i vantaggi, che differenze ci sono rispetto ai competitor che per esempio hanno un mangime che non supporta l'intolleranza o che può generare problema molto sentito. Ci sono oggi in molti negozi che vengono venduti dei prodotti, uno viene catturato dal prezzo del prodotto, dice caspita costa molto meno, poi in realtà ti accorgi dopo un mese che il tuo cane è ingrassato di 10 kg. Non è solo un fattore o non lo mangia addirittura, esatto, molto più semplice. E non è solo un fattore estetico, il cane sta male. Sì, il cane sta fortemente male, quindi ecco che viene studiata una strategia di comunicazione, ancora di più se una persona trova un livello di soddisfazione riscontrata nel proprio animale, questo lo va a comunicare ad un amico, e a sua volta questo raggiunge chiaramente un livello esponenziale, e quindi la strategia partita da un caso di successo di analisi viene portata a un caso commerciale di successo. Certo. Di lancio di un prodotto. Quello un po' che chiedo, che è un po' la provocazione, la credibilità, che è l'aspetto appunto si crea perché le persone danno fiducia al prodotto, però il controllo, un'altra cosa, la verifica e il controllo, perché nei media di grande diffusione il controllo c'è. Truffi le persone, prodotto abbiamo visto appunto anche recentemente, prodotti per la crescita dei capelli che non crescono, abbiamo visto. Prima o poi, adesso con estrema rapidità, la cosa balza agli occhi e la credibilità viene meno, perché c'è un organo garante della comunicazione, certo, che deve intervenire, perché ovviamente la cosa è pubblica, è di diffusione pubblica. Di conseguenza le aziende devono stare un po' attente, lo stesso media che diffonde certe cose ha una sua responsabilità, certo, c'è una legislazione ben precisa. Il problema dei network, di tutti questi social network, tutte queste cose è che non c'è un controllo, che non c'è un garante, che non c'è sostanzialmente, non ci può essere, perché sarebbe impossibile allo stato attuale, a meno che non intervenga una legislazione rigidissima al riguardo. E allora come si fa? Ci si basa solo sull'opinione comune? Questo ci sono dei protocolli di sicurezza, ad esempio nel mondo dell'e-commerce per il pagamento online ci sono dei certificati di sicurezza, il cosiddetto VeriSign, che certifica che il sito che sta operando utilizza ad esempio dei protocolli gateway di pagamento, quindi dove inserire la carta di credito, che garantiscono la sicurezza e la riservatezza, quindi tutta la gestione della privacy delle informazioni dell'utente che acquista online.
In parte viene gestita poi questo aspetto della credibilità dall'utente, come abbiamo detto prima. Non nascondo che in questo momento comunque anche lo Stato si sta muovendo. Quindi c'è una maggiore garanzia. Assolutamente. Questo è importante. Si sta muovendo, stiamo partendo da una normativa che va a disciplinare tutto il diritto d'autore, è un aspetto molto importante. E poi, come nel mondo reale, così come nel mondo online, la truffa c'è. Certo, la troviamo anche per le strade, intendo dire, la troviamo ovunque. Quindi un po' di attenzione e poi un confronto. Un po' di importante. attenzione, e chiaramente prima di fare un acquisto ci sono delle sezioni in cui si possono chiedere delle informazioni direttamente con l'azienda. Non abbiamo paura a scrivere, se entriamo in un sito di e-commerce o raccogliamo delle informazioni, di dare informazioni su questa di chiedere, opinioni. Chattare con l'azienda, di scrivere una mail di informazione prima di fare in un sito incerto un certo tipo di acquisto o collocare delle proprie informazioni personali. Non temiamo di comunicare con questa azienda. Abbiamo finito il tempo a disposizione. Grazie, veramente stiamo sforando. Grazie a Raffaele Zanon, Presidente Veneto Innovazione, grazie alla Didi Develon di essere stato qui con noi, naturalmente. Grazie a voi telespettatori di averci seguito. Noi come sempre l'appuntamento con la diretta domani alle 12:40. Grazie, buon proseguimento.